La variazione di quest'anno ha delle motivazioni molto diverse rispetto a quelle che abbiamo ogni fine anno adottato. Quelle erano adottate per due ragioni principalmente. La prima è che avevamo necessità di evitare di fare avanzo, perché come sapete la Regione del Veneto da diversi anni è impegnata in un'operazione di rientro da debito delle gestioni precedenti. E tutto quello che noi avanziamo nella gestione di esercizio siamo obbligati a riversare per ripagare i debiti fatti dalle amministrazioni regionali dal 2012 in poi. E poi facevamo le manovre di bilancio per poter provare anche negli ultimi mesi dell'anno ad avere disponibilità di risorse da spendere subito e da mettere, come si dice in questi casi ormai, immediatamente a terra, come ad esempio il ricorso alle graduatorie in scorrimento. Per la verità utilizzavamo la variazione finale di bilancio anche per sistemare alcune partite che erano rimaste aperte e che non eravamo riusciti a risolvere con il bilancio di previsione e con gli altri interventi che mettevamo in campo. Ora, colleghe e colleghi, non so se ve ne siete accorti perché dalla relazione della collega non si è proprio colta questa particolarità di questa variazione. Con questa variazione noi non evitiamo di fare avanzo, perché non ce n'è, non sistemiamo nessuna partita rimasta ancora aperta, malgrado gli ordini del giorno approvati all'unanimità in questo Consiglio, e su questo tornerò, e quindi con questa manovra stravolgiamo l'impianto tradizionale che ci siamo dati, perché appunto non abbiamo un avanzo da sistemare, abbiamo già raschiato il fondo del barile, prima con la variazione di maggio e poi con la manovra di assestamento di luglio, e anche la quotidiana azione di recupero settimanale, mi pare dicano gli uffici, in realtà l'abbiamo già esaurita nella manovra precedente. Allora io chiederei anche alla relatrice, insomma, di dire qualche parola di verità dentro questo Consiglio regionale rispetto alla manovra che stiamo andando ad approvare. Discuteremo infatti nelle prossime settimane, quando saremo chiamati ad affrontare il bilancio di previsione, la legge di stabilità e il collegato, cosa si potrebbe fare o meglio, cosa si sarebbe potuto fare e se la politica di bilancio che questa amministrazione ha adottato in questi 15 anni sia stata una politica di bilancio utile o dannosa per il Veneto. Di sicuro però, e questo lo possiamo dire già oggi, a proposito di Operazione Verità, è che in 15 anni della vostra amministrazione voi avete lasciato le casse della Regione del Veneto completamente vuote. Io non lo so, come dice sempre Calzavara, cosa farà chi verrà dopo di voi. So che si troverà un bilancio assolutamente alla canna del gas e lo discuteremo oggi parlando di questa variazione e a maggior ragione nelle prossime settimane, quando chiamerete il Consiglio regionale ad esprimersi per la prima volta dopo 15 anni su un aumento dell'imposizione fiscale in Regione Veneto. E questo avviene in una fase storica complicata, in una congiuntura economica molto difficile, in cui questa regione non è più in grado di rispondere ad alcun bisogno sociale. Farò alcuni esempi, tanto per tenere il filo delle cose che ci siamo detti in questi 4 anni, rispetto alle quali abbiamo chiamato Giunta e Consiglio ad atti di responsabilità. Il primo tema sono le borse di studio. Assessore Calzavara, mi dispiace che l'assessore Mantovan non sia in aula in questo momento. Da quando siamo arrivati in questo Consiglio regionale abbiamo chiesto che le borse di studio e quindi l'erogazione del sussidio agli studenti risultati idonei fosse un diritto garantito dalla Regione del Veneto. Sapete meglio di me come ogni anno ci siamo arrivati in maniera rocambolesca, utilizzando spesso proprio questa variazione di bilancio. Ovvio, non ci sfugge che per un idoneo non beneficiario non è la stessa cosa avere l'erogazione del sussidio a inizio dell'anno scolastico o a anno scolastico terminato. Però abbiamo sempre, vissuto come un traguardo raggiunto essere riusciti
a soddisfare questo diritto costituzionalmente garantito. Quest'anno per la prima volta, dopo tanti anni e malgrado gli sforzi enormi che abbiamo messo in campo, per quanto riguarda l'anno accademico 23-24 non siamo in grado di soddisfare le graduatorie degli idonei beneficiari di borsa di studio. Assessore Mantovano. Mi dispiace che debba inaugurare la sua esperienza in giunta con questo tristissimo primato. Ad oggi infatti sono 3.285 gli studenti che frequentano le università del Veneto, che le hanno frequentate nell'anno scolastico appena terminato e che non sono stati in grado di ottenere un sussidio a cui avevano diritto, a cui la Regione del Veneto ha detto che avevano diritto, a cui abbiamo raccontato bugie quando nella manovra di maggio abbiamo approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui abbiamo chiesto un impegno alla Giunta per pagare quelle borse di studio. E vi dicevamo, la distanza tra quello che stanziate e quello che serve è talmente enorme che non ce la farete. E ci avete garantito che ce l'avreste fatta. E dai numeri dell'ultima, rilevazione, numeri che riusciamo a recuperare anche se l'assessore non è mai venuta in commissione a ufficializzarli, ci sono persi 1.000 studenti. Quanti di questi 1.000 che risultavano idonei 6 mesi fa e che oggi non sono più in graduatoria sono stati costretti a rinunciare agli studi? Questo è un dato che lei conosce, assessora? Perché guardate che ogni volta che noi, per delle scelte di bilancio assurde, costringiamo un ragazzo o una ragazza veneta a rinunciare agli studi universitari perché non siamo stati capaci di garantire la borsa di studio, dal mio punto di vista, può parlare quando vuole, assessora, dopo l'ascolto con interesse, l'abbiamo aspettata, consigliera Ostonel, per 3 settimane in commissione, si figuri, non vediamo l'ora di sentire cosa ci ha da dire. Ma pensiamo ad altre necessità che non siamo più in grado di soddisfare. Questo era l'anno in cui gli ATS dovevano cominciare a muovere i primi passi. Abbiamo detto ci sono troppe poche risorse e sarà un problema che ritroveremo negli anni a venire e che la quantità di risorse si dimostrerà insufficiente e noi non saremo in grado di aggiungerne altre. Ma pensiamo a tutte le questioni che abbiamo aperte, i dossier che sono sulla sua scrivania, assessore Lanzarin, sul tema della disabilità, sul tema della non autosufficienza, a proposito di riforme che arrivano in ritardo, tutti i bisogni sociali a cui con queste politiche di bilancio, tutta la buona volontà che vuole, non sarete in grado di rispondere, non siete già in grado di rispondere. E questo avviene in una fase in cui si estende progressivamente il perimetro della vulnerabilità. Famiglie e persone che fino a ieri erano tranquille e vivevano una vita serena, oggi sono esposte a rischio vulnerabilità, perché ti basta che l'anziano si aggravi e devi trovare un posto in casa di riposo che non c'è con le ricette che abbiamo a disposizione. E quanti sono le famiglie che possono permettersi di spendere 2.000-2.500 euro al mese? Ti basta perdere il lavoro? Quanti sono i tavoli di crisi aziendale aperte oggi in questa regione? Ti basta un qualsiasi incidente di percorso e anche una famiglia benestante diventa una famiglia che ha bisogno di un supporto. E proprio in questa fase sociale in cui le persone sono più esposte alla vulnerabilità, noi che dovremmo essere le regioni dell'eccellenza, che dovremmo essere i migliori con gli altri, non perché performiamo bene, ma perché garantiamo servizi di maggior qualità, siamo con un bilancio da toppe, da canna del gas. Pensiamo al tema del dissesto idrogeologico. Avete speso tantissimo dei soldi che il governo vi ha dato, perché di risorse regionali non se ne sono viste tante, per iniziare un percorso di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico. Bene, lo vedete anche voi che malgrado l'enorme mole di risorse e la grande quantità di interventi, non sembra mai che si raggiunga un livello di sicurezza accettabile. E perché capita in una fase storica anche
in cui gli eventi atmosferici sono straordinari. Allora il tema non è soltanto fare i bacini di laminazione, è avere 2 soldi in bilancio per poter anticipare i ristori, cosa che in questa regione non siamo in grado di fare con questo bilancio. Quindi ho citato le questioni più evidenti e più macroscopiche di come con questo bilancio non siamo in grado di rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini del Veneto, sotto il profilo sociale, sotto il profilo dei diritti e sotto il profilo della sicurezza della vita. E per carità si può dire, succede, le congiunture economiche, in realtà non è così, perché questa situazione non capita all'improvviso e non capita neppure accidentalmente. Capita, e sapevamo che sarebbe capitata, perché non avete ascoltato i suggerimenti, i consigli, le considerazioni che abbiamo potuto fare rispetto ad una politica di bilancio restrittiva che in tutti questi anni non ha avuto la capacità di mettere in campo politiche espansive per questa regione. Quindi non è una casualità e dunque a questa situazione di bilancio, dal mio punto di vista, è correlata una grave, gravissima responsabilità. Le ragioni per cui arriviamo qua sono molteplici, le ripercorreremo anche nella sessione di bilancio. Eccesso di debito negli anni precedenti, dal 2010 al 2016, nel primo mandato del presidente Zaia, sono più le cose che abbiamo speso che le cose che abbiamo incassato. Avete voluto proseguire testardamente in una serie di sprechi che abbiamo più volte segnalato, che anche quest'anno, malgrado le ristrettezze, continuano. E infine avete adottato delle politiche di bilancio restrittive, da austerity si sarebbe detto in un'altra epoca storica. E poi, lo dico perché è stato citato e anche in questo caso, collega relatrice, un po' di verità non sarebbe sbagliato metterla anche se ci si siede dalla parte della maggioranza. Come ampiamente previsto, nel 2024 dobbiamo iniziare a fare i conti con la strada pedemontana Veneto. E anche quello, lo dico ai colleghi e alle colleghe che magari si facciano portatori rispetto alle cose che dice il presidente Zaia, non è vero che ve la siete trovata lì ad un certo punto la strada pedemontana e avete dovuto farla così, come ci vuole far credere il presidente Zaia. Avete scelto voi di farla e avete scelto voi di farla così. Dal 2006, quando il concessionario SIS vince il bando di gara, mi pare che Zaia fosse il vicepresidente della Regione del Veneto. Nel 2013, quando si firma l'atto, Zaia è già presidente del Veneto. Nel 2017 è lo stesso presidente Zaia che viene in quest'aula con il nuovo contratto, col terzo atto convenzionale. Sono andata a rileggere le parole del presidente per spiegare al Consiglio regionale che quel terzo atto convenzionale sarebbe stato un affarone. Il presidente Zaia in quest'aula ha dichiarato: è un atto rivoluzionario. La regione diventa il concessionario. Saremo un esempio che tutta Italia seguirà per virtuosità. Grazie a Dio non è stato così. Grazie a questo terzo atto convenzionale, stabilità e certezza dei valori da iscrivere a bilancio. Sul concetto di stabilità e certezza poi dirò alcune cose. In realtà con quel terzo atto convenzionale, con una proposta che il presidente Zaia ha definito rivoluzionaria, avete accettato, come dire, il contrappasso peggiore per le operazioni del project financing. Avete posto in capo all'ente pubblico, alla regione, il rischio connesso ai pedaggi e avete garantito al concessionario l'entrata certa del canone di disponibilità. Tant'è che qualsiasi cosa succeda, SIS sa quanti soldi gli arrivano in cassa ogni anno. Noi invece non lo sappiamo. Ora io non voglio parlare
dell'utilità dell'opera. Lo discuteremo se mai ci sarà l'occasione, anche se ormai l'opera c'è, quindi mi sembra, una discussione poco utile. Non parlerò neanche di cosa è successo in questi 8 anni che ha modificato le previsioni. Tendenzialmente mi piace parlare di numeri e del perché il terzo atto convenzionale non è affatto rivoluzionario. Nodo scorsoio per questa regione e per i bilanci di questa regione, ed è incredibile che la responsabilità di questo cappio non sia chiara almeno dentro quest'Aula. Rimane certo il rammarico di dire queste cose inascoltati da anni, quando diverso tempo fa lanciavamo l'allarme sui conti della Pedemontana, ci avete liquidato con un siete pessimisti. L'assessore Calzavara ogni volta che lo interrogavamo in commissione diceva vedremo. Guardate che non è con i vedremo che si fa un bilancio di un ente importante come una regione. E oggi i dati sono certificati, non sono en passant, consigliera Cestaro, perché per la prima volta con questa variazione di bilancio noi iniziamo a avere la misura della dimensione della voragine che i conti della strada pedemontana veneta avranno sul bilancio della regione. Lascio stare il ritardo di 4 anni nella messa in opera, ci mancherebbe. E parliamo solo del 2024, cioè dell'anno in corso, e solo per 10 mesi di esecuzione del contratto. Ci avevate detto che nel 2024 avremmo pagato 3,3 milioni. Avete messo a bilancio, nel bilancio di previsione, che ne avremmo pagati 19,3. E oggi andiamo a fare una variazione di bilancio con la quale certifichiamo che di milioni ce ne costa 44. Ma io mi chiedo, stabilità e certezza, come si fa a dire 3 e poi doverne pagare 44? Ma ci sarà uno di quelli che sta nella giunta che alza la mano e dice scusate, forse ho sbagliato qualcosa? Forse, forse. C'è una distanza tra le stime messe a bilancio e quello che sarà, che è una voragine rispetto alla quale non ce la possiamo cavare con 3 parole in relazione e 4 righe in nota integrativa. Se fossimo in una regione normale, dovremmo chiedere l'istituzione di una commissione per capire dov'è che il sistema non ha funzionato tra le cose che avete detto e scritto e le cose che stanno accadendo. E non escludiamo di farla, certo. E se io mi baso esclusivamente sui numeri che voi avete scritto sul bilancio 24 e sul bilancio previsionale del prossimo triennio, un'opera che doveva costare 45 milioni ce ne costerà 157 milioni in 3 anni. Ci avevate detto 40. Ma a voi sembra normale? Nessuno dei consiglieri di maggioranza ritiene opportuno avere una spiegazione di come sia potuto accadere? Ora, io penso che rispetto a questa questione ci siano almeno 5 problemi significativi. Il primo, lo dico col pensiero al presidente Zaia, all'assessore al bilancio Francesco Calzavara, alla vicepresidente con delega alle infrastrutture Elisa De Berti. Guardate, c'è un livello di omertà inaccettabile rispetto ai veri numeri della strada pedemontana. Quante volte in commissione, in prima commissione, in commissione trasporti seconda, abbiamo chiesto, prima di arrivare qui, dateci dei numeri, dateci delle previsioni, costruiamo insieme le condizioni per capire come venirne fuori. Io non penso esista un'altra regione al mondo in cui sia ammesso
dal Consiglio regionale essere presi in giro in questi modi. 2, secondo problema, c'è un'assenza di assunzione di responsabilità. Cioè in politica può capitare di sbagliare. Chi è chiamato a decisioni importanti può prendere la decisione sbagliata. Può essere che nel 2017 non ci fossero altre strade, ma allora uno viene in quest'Aula, spiega dove è stato commesso l'errore e si assume la responsabilità di quel errore. Si assume la responsabilità di aver detto 7 anni fa che quell'opera era un'opera rivoluzionaria e invece oggi è un fallimento totale. Allora, solo di fronte ad una assunzione di responsabilità evidente e chiara, troverà sempre una porta aperta per costruire insieme le vie di uscita. Ma non possiamo accettare che ci chiediate oggi di prendere gli utili di CAV per pagare i debiti della Pedemontana, che ci chiediate domani di aumentare le tasse sulle imprese per pagare i debiti della Pedemontana, senza che ci sia almeno un'assunzione di responsabilità, del dire abbiamo sbagliato tutto su questi conti. Terzo problema, che per chi si occupa di bilancio e di gestione della cosa pubblica non è banale, c'è un problema che riguarda l'attendibilità delle previsioni che fate. Perché se fino a 3 mesi fa, quando in commissione chiedavamo quanto ci costa la Pedemontana, ci dicevate state tranquilli, vedrete i nuovi flussi di traffico, e oggi ci troviamo che mancano 44 milioni, io non mi fido delle vostre previsioni, perché avete fatto di tutto per tener nascosti i conti. Mi avete detto 4 mesi fa, l'ultima volta che ho chiesto se ritenevate opportuno rivedere le previsioni del terzo atto convenzionale, in commissione mi avete detto abbiamo commissionato, immagino pagato sempre coi soldi pubblici, un nuovo studio per valutare il nuovo piano economico-finanziario della Pedemontana. E io l'ho visto quel fantomatico studio. Sono 3 paginette dove non c'è un dato, non c'è un elemento di riflessione, non c'è niente, e vengono previsti i flussi di traffico solo per i prossimi 3 anni. Ma non può essere questa la modalità con cui noi mettiamo ed esponiamo a un rischio tale il bilancio della Regione del Veneto. Problema numero 4. E poi? E poi cosa succede? Cioè nel momento in cui dovessero anche essere vere le previsioni che voi avete messo a bilancio, e cioè che per i primi 3 anni e mezzo ci costa 157 milioni, dopo? Cioè gli altri 36 anni, come funziona? Perché ci avevate detto che dopo 9 anni si raggiungeva il pareggio, che tutto questo mentre abbiamo già contratto un debito, un mutuo di 300 milioni come regione, e già lo Stato ci ha messo altri 600 milioni. Cioè, ma nei prossimi 34 anni la strada pedemontana veneta quanto costerà davvero alla regione? Perché guardate, o non lo sappiamo, cioè o non abbiamo proprio idea di come andrà la vicenda, e io credo sia una grave irresponsabilità, oppure lo sapete e non lo volete dire. E allora in questo caso, oltre alla responsabilità, c'è anche una grave malafede. E infine il problema numero 5. Come lo paghiamo il debito per la Pedemontana? Allora, punto numero 1. Per il 2024 lo paghiamo in fretta e furia, chiedendo a CAV di darci un po' gli utili, e lo facciamo per la prima volta il 13 settembre, cioè quando ci siamo resi conto che i conti non erano quelli che ci avevate raccontato fino adesso e che ci mancavano diverse decine di milioni. Il 13 settembre la regione scrive a CAV: scusa CAV, non è che per sbaglio ti avanza un po' di soldi?
e inizia tutto l'iter, che dura un mesetto, non tantissimo, in cui la Regione si adopera e scrive a CAV, e scrive al Ministero, e insiste, perché sapete benissimo che senza quella delibera di CAV il debito non sapete come ripagarlo. E qua succedono alcuni fatti interessanti, rispetto ai quali poniamo un problema oggi in aula e ci riserviamo anche di verificare se torna tutto. Mettete in variazione di bilancio un'entrata certa, l'arrivo delle risorse da CAV, senza che sia ancora stato approvato e terminato l'iter perché questo avvenga. Cioè, ma la certezza del bilancio dove sta? Ci sono tanti sindaci, ex sindaci in quest'aula. Ma in quale bilancio di quale comune mettete un'entrata senza avere un documento ufficiale che certifica che quell'entrata avverrà? E cos'è che manca ancora? Banalmente l'approvazione del CIPES, la pubblicazione sul sito del decreto ministeriale, la verifica della Corte dei Conti. Queste robe ancora non ci sono. Noi abbiamo solo una lettera di CAV che dice: va bene, dai, abbiamo fatto dei riscontri e sul piano formale potrebbero arrivare questi soldi. Lo dico perché questo è un bilancio, quella della Regione del Veneto, che non mette in entrata neanche le risorse nazionali, neanche in presenza di decreto di riparto, fino a che non sono bonificate nel conto corrente della Regione. E invece ti fidi di CAV? Vabbè. Il punto è che le regole di bilancio non le fa lei, signor Betti, in base a chi dà fiducia o meno. Sono regole che bisognerebbe applicare erga omnes. Ma addirittura lo mettiamo a bilancio ancora prima che il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci di CAV ha approvato la distribuzione degli utili. Cioè, io sono abbastanza sconcertata da questa scelta, da questa politica di bilancio. Secondo dubbio, ma voi siete proprio sicuri che la finalità con cui dite di voler utilizzare gli utili di CAV, io attendo ovviamente il pronunciamento della Corte dei Conti, sia coerente con il protocollo? Perché voi dite di sì. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dall'amico vostro, dice di sì. Ma nel protocollo Regione Veneto CAV, rispetto alla destinazione degli utili, si dice esplicitamente che può essere sì destinata una parte di utile a autostrade a pagamento, ma solo per opere in fase di costruzione e non di esercizio. A me non sembra che sia proprio così evidente e chiaro, ma ripeto, attendiamo il pronunciamento della Corte dei Conti, che gli utili di CAV possano essere destinati a pagare il canone di concessione di un'autostrada a pagamento. Terzo dubbio, cioè per convincere CAV e il Ministero di destinare le risorse alla Pedemontana, non dite abbiamo sbagliato i conti, non dite siamo in ritardo con i lavori, non dite è successo qualcosa di clamoroso inerente a CAV, voi raccontate ai soci di CAV e al Ministero delle Infrastrutture che il buco che abbiamo sulla Pedemontana dipende dal Covid e dalle guerre. Dal Covid e dalle guerre. Cioè, per colpa del Covid e delle guerre, voi non vi siete accorti che vi sarebbe costata 157 milioni in più quell'opera? A me sembra davvero quasi al limite della parodia. Aggiungo, e questo è un elemento, diciamo, più politico, Assessore De Berti, ipotizzando anche che tutte le cose che ho detto finora siano mie cattiverie, ma esattamente sotto il profilo dei processi democratici
e dalla capacità che volete mettere in campo di assumere decisioni condivise. Il fatto di destinare gli utili di CAV, cioè di un'infrastruttura che ha segnato in maniera pesante il territorio della nostra regione, per la Pedemontana, attraverso quale percorso democratico lo avete verificato? Cioè vi risulta che la Giunta sia mai venuta in commissione a dire cosa ne pensate se gli utili di CAV li utilizziamo per queste opere? Cosa ne pensa il Consiglio regionale del fatto che la Giunta destini cifre così rilevanti che dovrebbero essere finalizzate alla realizzazione di infrastrutture venete per pagare la Pedemontana? Lo dico anche al collega Centenario, io ci vengo volentieri in bicicletta sull'Ostiglia, ma perché lei non dice che magari i 25 milioni, anziché per la Pedemontana, potevano essere spesi per la statale 308, che non avrà il finanziamento, perché anziché mettere lì i soldi che servono in quella infrastruttura fondamentale, lei decide di metterli in Pedemontana. E allora lo vada a dire al tavolo dei sindaci che dice di voler riunire e dite: scusate, io ci terrei tanto a fare la vostra strada regionale 308, ma preferisco mettere i soldi sulla Pedemontana. Glielo vada a dire. Sì, guarda, vengo io a dirglielo, non si preoccupi. Allora, questo è il contesto. Dopo ci sono molte altre questioni che riguardano questa variazione di bilancio, su cui dirò dopo. Ma o noi facciamo un'operazione verità rispetto alla strada Pedemontana veneta e a quanto costa e a quanto impatta sui bilanci della regione, oppure finisce male, anche perché già che c'è, vada a dire anche questo, che oltre i 25 milioni del 2024 la Giunta ha già detto che vorrà utilizzare per la Pedemontana anche 16 milioni nel 25, sempre da CAV, e 19 milioni per il 2026. Cioè io credo che o noi ci mettiamo davvero seriamente nella comune volontà di capire come fare affinché la Regione del Veneto e il bilancio della nostra regione superi questa voragine rappresentata dalla strada Pedemontana veneta, oppure siamo fortemente in difficoltà. E lo dico già, non abbiamo intenzione di accettare spiegazioni del tipo vedremo, ma vedrete che i flussi aumenteranno, abbiate fiducia, perché la fiducia è finita. È finita esattamente nel momento in cui questa regione ha iniziato a dover tirare fuori i soldi. E siccome li deve tirare fuori in modi discutibili, togliendoli da necessità che a nostro giudizio invece sarebbero prioritarie, noi chiediamo ovviamente un immediato confronto sul tema della Pedemontana e più in generale una capacità di capire in che modo pensate di condurre in porto il bilancio di questa regione. Noi chiuderemo il 2024, questa è l'ultima manovra che faremo, nella sostanza lasciando sul tavolo tantissimi dossier ancora aperti. Io ho citato quelli più importanti, ma penso che i colleghi possano citarne di altrettanti. Ora, qui non è una discussione che finisce nel dire la variazione di bilancio va bene o non va bene, o c'è una comune assunzione di responsabilità rispetto al fatto che abbiamo un bilancio alla canna del gas. Io credo neppure regioni messe molto peggio della nostra hanno un bilancio in queste condizioni. Ci apprestiamo ad aprire una sessione di bilancio che si annuncia ancora più lacrime e sangue, e in quest'Aula temo che non ci sia nessuna voce in grado di rassicurarci rispetto alle nostre preoccupazioni.